Giornata storica per Padova, cambia il volto di un quartiere da anni sotto scacco, prima della droga e poi dell'abbandono. Le ruspe cominciano oggi il lavoro di demolizione di via Anelli, dove tra qualche anno sorgerà la nuova questura di Padova. 150 persone che lavorano qui, un nuovo servizio fondamentale per la città darà centralità a questa zona, che porteranno un indotto importante. E quindi chi ha vissuto anche gli anni della svalutazione e della difficoltà e della sofferenza, chiudiamo il 2019 in queste settimane, il 2020 parte con, come dire, un decennio di crescita invece per questa zona di rivalutazione, perché la questura porterà un indotto anche economico e questo si rivaluterà tutte quante, non solo la nostra vita ma anche le nostre proprietà. Insomma. Quindi oggi è un giorno importante, oggi è un giorno storico per questo. Tragedia in Riviera Palocapa, ritrovati morti 2 fratelli ex professori. Messa in centro, giovani si picchiano in Riviera Tito Livio tra le famiglie a passeggio per il sabato pomeriggio. La manifestazione dei militanti del Gramigna sfila per il centro, una settantina di manifestanti per opporsi allo sgombero effettuato la scorsa settimana dalla questura, lieve tensione con la stampa durante il concentramento. Presidio in centro storico in solidarietà dei curdi, la Turchia di Erdogan pronta a combatterli. Serve una ferma condanna da parte di tutti, Europa in primis. Dopo 3 settimane di pedalate sono stati premiati oggi i vincitori della sfida europea Social Biking Challenge. Tra di loro c'è anche una nostra conoscenza, vincitore per il 2° anno di fila della categoria individuale sul maggior numero di chilometri percorsi durante l'intera competizione. Fratelli d'Italia scende in campo contro la condanna di risarcimento pronunciata dalla Cassazione contro l'ex generale Bruno Stano per la strage di Nassiriya. L'ADMO, l'associazione donatori del midollo osseo, chiama e 326 padovani rispondono all'appello. Boom di nuovi donatori tra il capoluogo e la provincia. Io non rischio, si ripete in piazza Antenore la campagna della protezione civile volta a sensibilizzare la popolazione sui rischi del territorio e illustrare le procedure di intervento dei volontari. 35esima edizione della Padova Viva, in più di 4.000 al via per raccogliere fondi per l'Associazione per la lotta alla fibrosi cistica. A Forcellini torna a splendere il megapiano grazie al lavoro dei volontari. A Montegrotto, inaugurato lungo il percorso che porta a Villa Draghi, il Viale dell'Amore, tra poesie e paesaggi bucolici. Tutta un'altra cosa, in piazza Capitaniato va in scena il Festival del Commercio Equo e Solidale.